si finanzia la progettazione per arrivare a costruire l'opera, perché il concetto qual è? Nel momento in cui si ha un progetto definitivo esecutivo, è evidente che l'opera diventa immediatamente cantierabile e quindi alla prima emergenza siccità si ha il progetto pronto per presentare e fare. E questo è il rischio concreto e reale. La diga sul Vanoi, bacino in Trentino e infrastruttura nel Bellunese ha 5 ipotesi progettuali e quella più gettonata prevede un bacino di accumulo per 20 milioni di metri cubi d'acqua contro i 33 del piano originario. Acqua preziosa come l'oro per il consorzio di bonifica Brenta, sollecitato ad andare avanti dalla Regione Veneto, che nel 2023 aveva inserito il progetto in cima all'elenco delle priorità per il contrasto alla siccità. Poi le cose sono cambiate. Il fatto che oggi, oltre ai fondi PNRR per finanziare lo sviluppo progettuale, non ci siano le risorse per realizzarla, stimate in oltre 200 milioni di euro, non ferma il consorzio Brenta ed è questa la preoccupazione. Ci stupisce davvero il fatto che si sia creata una notizia con una non notizia. Adesso stiamo assistendo al dibattito pubblico su un progetto preliminare, quindi di fatto su un progetto che vuol dire poco, quasi nulla, mentre i progettisti hanno l'incarico per arrivare a fare il progetto definitivo esecutivo della diga del Vanoi. Quindi una volta che sarà finita questa fase di dibattito davvero finto, i progettisti continueranno il loro lavoro e arriveranno a sviluppare un piano a tutti gli effetti di progetto esecutivo dell'opera. A quel punto vedremo che cosa succederà. Ma c'è dell'altro, aggiunge Del Bianco. La Regione ha sempre sostenuto l'opera Diga del Vanoi. Ci sono delibere alla Giunta che lo testimoniano e delibere di Consiglio che lo testimoniano ancora di più. Quando è stata proposta delibere o mozioni che chiedevano di stoppare la diga, la maggioranza in Regione ha sempre votato contro. Quindi adesso semplicemente che cosa si vuole fare con questa operazione mediatica? Si vuole abbassare la tensione. Secondo chi ci ascolta, è concepibile arrivare a spendere 1 milione di progettazione, tra l'altro col PNRR, sapendo che l'opera non verrà fatta? Se fosse così, allora probabilmente la Corte dei Conti dovrebbe interessarsi della vicenda. E dunque mai come ora la tensione deve restare alta, meglio altissima. Il coro di contestazioni diffuse fra le province di Trento e Belluno non si limiterà solo alla partecipazione ad incontri. I comitati hanno annunciato una manifestazione unitaria per il prossimo 5 ottobre. Il PD, da sempre autenticamente contrario, ci sarà, dice Del Bianco, che attacca il presidente Zaia. Dire di essere contrari fino a quando la tecnica non dirà che la cosa è sicura è un'affermazione molto ambigua, molto ambigua. Per cui su questo noi siamo contrari, ci sono molte forze politiche che sono contrarie, associazioni eccetera. Diciamo che le forze di centrodestra io ho qualche dubbio che siano contrarie davvero. L'occasione per una posizione di contrarietà netta dell'istituzione regionale l'ha messa sul tavolo il PD. Il gruppo consigliare a Palazzo Ferrofini ha chiesto l'inserimento della discussione della mozione depositata lo scorso luglio all'ordine del giorno del Consiglio regionale di martedì prossimo. La capogruppo Vanessa Camani. Il gioco delle tre carte deve finire.